Nei modelli F24 con i quali veniva pagata l'IVA risultava che una Bentley poteva costare massimo 5.000 euro, 4.000 euro una Ferrari, 2 o 3.000 euro una fuoriserie della BMW, prezzi da sogno esistenti però solo sulla carta, visto che nella realtà le auto venivano vendute per decine di migliaia di euro, ma questo dettaglio veniva nascosto al fisco e rimaneva una questione tra venditore e acquirente. Era questo il trucco usato da un'imprenditrice della Castellana denunciata dalla Guardia di Finanza di Castelfranco, che ha scoperto la frode carosello ed ha ricostruito il meccanismo usato dall'intermediaria per frodare il fisco, evitando così di dichiarare gli importi e riuscendo a vendere le auto a basso prezzo. Un metodo che tra il 2008 e il 2010 ha permesso alle 32enne di mettere da parte una cifra considerevole. Parliamo di redditi non dichiarati per 3.700.000 euro e un'IVA evasa per circa 600.000 euro. Un metodo che, secondo quanto ricostruito dalla finanza, era stato perfezionato negli anni proprio allo scopo di garantire profitti sempre maggiori, il tutto a carico dei contribuenti e di chi paga le tasse. Per immatricolarla in Italia adempiva all'obbligo IVA attraverso il modello F24, riportando però degli importi del tutto irrisorio e adempiendo a degli obblighi IVA davvero di importi minimali. Ora però il giro potrebbe allargarsi e ben presto la Guardia di Finanza è convinta di scoprire anche se negli anni ci sono stati funzionari compiacenti in motorizzazione civile. Si parte dal presupposto che qualcuno deve pure aver visto quei modelli F24 e avrebbe dovuto farsi delle domande sul perché di prezzi così bassi. Si sta indagando sugli eventuali compiacenti funzionari della motorizzazione, ma anche su altri soggetti coinvolti come dei concessionari che comunque traevano vantaggio da questo sistema di frode ed erano al corrente del tutto.